In una nota stampa inviata al prefetto di Agrigento, dottor Dario Caputo, e ai sindaci dell'intera provincia, il presidente della Confagricoltura di Agrigento, dottor Rosario Marchese Ragona, e il suo direttore, dottore Angelo Vita, ritengono non più rinviabile denunciare lo scempio in cui versano le aree rurali invase ormai da ogni tipo di rifiuto di natura e tracciabilità urbana. Il nuovo sistema di raccolta differenziata per i vertici della Confagricoltura, praticato da quasi l'intera collettività dei comuni della provincia di Agrigento, risulta fallimentare. Dove noi non entriamo nel merito dei proclami di cambiamento, di economicità e di qualità del servizio, dove le istituzioni hanno gridato al miracolo, ma constatiamo come le nostre campagne, le nostre strade interpoderali sono oggetto di discariche a cielo aperto, non solo di rifiuti solidi ingombranti, ma ancora peggio di rifiuti solidi urbani come la plastica, la carta, l'umido, il vetro e rifiuti pericolosi come le batterie esauste, i pneumatici e residui di Eternit. Per il presidente dottor Rosario Marchese Ragona, questo è il quadro di un sistema del servizio di raccolta differenziata dove le città apparentemente pulite hanno trasferito tonnellate di immondizia presso le nostre aziende agricole associate e non. L'inciviltà dei cittadini urbani produce questo scempio, ma vorremmo capire se tra questi vi sono anche cittadini sconosciuti dalle istituzioni. Altresì la nostra denuncia ha un doppio fine, la prima di carattere ambientale, considerando pure l'inquinamento a cui le falde acquifere presenti nei terreni rurali sono quotidianamente attaccate. L'altra, tema a noi molto caro, è che la nostra rappresentanza economica, dove eccellenze di aziende di produzione primaria, aziende di trasformazione enologica, aziende agrituristiche, quotidianamente visitate dai turisti, ci chiediamo come sia possibile vendere un prodotto primario o un pacchetto turistico con i terreni e le strade invase dai rifiuti solidi urbani. La nota della Confagricoltura afferma come molte delle nostre aziende che producono in regime di gestione culturale biologico con una grande fatica riescono ad applicare stringenti disciplinari di produzione, dove si utilizza lo zolfo, l'imberbimento di colture vegetali per concimare i terreni. Di contro, i tecnici che controllano le nostre aziende faticano anche a rilasciare le attestazioni che autorizzano il biologico, vista la presenza negli stessi terreni di montagne di rifiuti. In conclusione, per il Presidente e il Direttore di Confagricoltura Agrigento, riteniamo, come dicevamo prima, irrinviabile organizzare un tavolo tecnico con tutti gli attori di questo territorio, al fine di garantire controllo e pulizia delle aree rurali. Pertanto l'invito a Sua Eccellenza affinché il mondo agricolo, da noi in parte rappresentato, alzi il grido di dolore e preoccupazione e ci rimettiamo a ogni sua autorevole decisione.